Bene, buonasera a tutti. Siamo qua a questo convegno su una delle misure che andremo a affrontare con la nuova PAC. È uno degli ecoschemi, l'ecoschema 1, che riguarda la riduzione degli antimicrobici negli allevamenti, il benessere animale, classi farmo, una certificazione. Insomma, eravamo già abituati nella vecchia programmazione che, diciamo, i premi PAC eravamo obbligati a fare il greening. Il greening è finito, hanno introdotto questa condizionalità rafforzata che poi viene tradotta in tutta una serie di ecoschemi che uno deve rispettare se vorrà avere un premio aggiuntivo su quello che sarà il premio di base, che comunque, ve lo dico già, sono diminuiti rispetto a quelli della vecchia programmazione. Ce n'è uno, sono stati divisi in diversi filoni, gli ecoschemi riguardano i seminativi, riguardano gli allevamenti, riguardano poi riguardano anche gli inervimenti, le pitture arboree, e poi c'è quello sulle api. E abbiamo con noi il dottor Ferrini, che è dell'Università di Perugia, collaboratore del professor Pescarelli, che diciamo di programmazione di PAC ne conosce abbastanza. Immagino che Ferrini si sia preparato molto molto bene e ci illustrerà quello che è proprio l'ecoschema 1, che è quello proprio, come ho detto, che tocca questi tre argomenti, se non vado errato. Per cui gli allevatori dovranno fare delle cose in più di quello che fanno oggi per vedersi riconosciuto il pagamento di questo ecoschema. Dottore, le passerei la parola, mi siedo di là, così la vedo anch'io. Grazie. Grazie a lei, grazie a voi, grazie dell'invito. Dunque sì, io vi parlerò come abbiamo anticipato della nuova PAC 2023-2027, in particolar modo dei pagamenti per il benessere degli animali, diciamo un po' per tutta la zootecnia, perché alla fine faremo un po' un cappello introduttivo che riguarda proprio anche il settore zootecnico in quanto tale, dipendentemente anche dai pagamenti proprio specifici per la zootecnia. Allora, dunque, cosa andiamo a vedere? Quindi andiamo a vedere un attimo. Devo condividere lo schermo, già. Cavolo. Scusate, mi sono scordato di condividere lo schermo. Eccolo qua. Ok, ci siamo? Ecco, andiamo a vedere un po' tutta l'architettura di questa nuova politica agricola comunitaria, ovviamente fermandosi sulla parte che riguarda la zootecnia. Allora, premessa di carattere generale. Ovviamente molte cose che vedremo oggi tengono in considerazione una PAC, una nuova riforma della PAC 2023-27, che non ha solo obiettivi di carattere produttivo. Cioè, noi siamo abituati a pensare a una PAC che deve sostenere solo la produzione. Ma in realtà questa PAC che sostiene solo la produzione era la vecchia politica agricola comunitaria, neanche quella della precedente programmazione, neanche quella di prima, ma bisogna risalire molto indietro nel tempo per pensare ad una PAC che sostiene solo la produzione. La PAC ora sostiene anche altri obiettivi dell'agricoltura, cioè l'agricoltura che diciamo genera ambiente, benessere socio-rurale, innovazione e così via. E quindi tante cose che vedremo oggi uno dice: ma come mai hanno pensato una roba così, che non ha niente a che vedere con la produzione, che scoraggia per certi aspetti comportamenti produttivistici? Perché, ripeto, la PAC deve soddisfare anche elementi ambientali e soprattutto tenere conto di una strategia europea generale che è il Green Deal e poi della strategia Farm to Fork specifica per il settore agroalimentare. Quindi uno dice: il Green Deal della strategia Farm to Fork l'ho letto, ma tutta roba che non tocca per terra, non si capisce il senso. In realtà il senso lo trovano queste strategie nel momento in cui poi si va nel dettaglio dell'agricoltura, ad esempio tramite la PAC, che diciamo ci fa vedere delle cose estremamente specifiche per il settore agricolo. Ecco, la PAC che vediamo oggi è già entrata a regime, dal 1 gennaio 2023 è entrata a regime, e quindi tutto quello che vediamo oggi di fatto è nuova politica agricola comunitaria approvata lo scorso dicembre. Ecco, altra premessa di carattere generale: la PAC non l'ho scritta io, quindi tutte le volte che faccio un convegno gli agricoltori mi attaccano: ma che cosa avete scritto? Non l'ho scritta io la PAC, quindi
tante cose non sono d'accordo manco io, essendo figlio di agricoltori e anche un tecnico, certe cose non sono d'accordo neanche io ve la racconto con il meglio che posso fare, però se ve la dovete prendere con qualcuno, non ve la prendete con me, tutt'al più con la conferenza Stato-Regioni, che poi alla fine l'ha approvata questa PAC. Ripeto, PAC che deve osservare obiettivi non solo di carattere reddituale, ma anche ambientale, socio-economici e di innovazione. Quindi quello che vedremo, certi aspetti sono un po' particolari proprio perché devono tenere conto di questi aspetti. La dotazione finanziaria l'avevamo vista l'altra volta, qui sono tutte premesse, diciamo, un po' di carattere generale per dire sostanzialmente che una PAC che mantiene un sostegno alto al settore agricolo, cioè le risorse destinate nel budget europeo al settore agricolo, sono state difese molto bene e sono mantenute di fatto tali e quali anche nell'attuale programmazione, c'è uno scostamento ma molto marginale. Ecco, quello che vediamo oggi è contenuto nel piano strategico della PAC. Ci sono una serie di capitoli nel piano strategico della PAC. Quello che vediamo oggi è il primo pilastro, relativamente soprattutto alla parte zootecnia. C'è qualcosa anche nel secondo pilastro che riguarda la zootecnia, sia lato investimenti che lato benessere animale, che però non è attivo all'interno della Regione Veneto, perché la Regione Veneto non ha attivato quella misura che si chiama SDRA 30 per il benessere animale, l'hanno attivata altre regioni, ma di fatto con una serie di problemi di, diciamo, coesistenza con gli ecoschemi che, diciamo, sono anche difficilmente gestiti. Allora, cosa diceva prima il Presidente? Questa PAC cambia rispetto alla precedente, perché prima avevamo una serie di pagamenti che adesso non abbiamo più. Ed è veramente così. Cioè la PAC, noi da dove veniamo? Da una PAC fatta del pagamento di base, che occupava allora, fino al 2022, il 55% delle risorse, poi, e che tutti gli agricoltori prendevano perché gli agricoltori rispettano la condizionalità, tutti gli agricoltori rispettano la condizionalità, poi tanto capita qualche sanzione, per amor di Dio, però di base tutti gli agricoltori rispettano la condizionalità. Gli agricoltori hanno dei titoli nel loro portafoglio titoli che tutti gli anni attivano e gli dà il diritto di ricevere il pagamento di base. Tutti gli agricoltori ricevono anche il pagamento greening, ricevevano anche il pagamento greening. Ora io non ho trovato un agricoltore che mi ha detto io il greening non l'ho preso. Magari posso aver preso qualche sanzione, ma il greening l'hanno preso tutti gli agricoltori. E allora c'era, come diceva prima il Presidente, c'erano degli obblighi da rispettare quando c'era il greening, avere un'area di interesse ecologico, fare, se si ha più di 30 ettari di seminativi, fare almeno 3 culture, con dei limiti, tutte queste cose qua, e tutti gli agricoltori hanno portato a casa base più greening, tutti gli agricoltori italiani. Poi dopo ci sono altri pagamenti specifici per alcune tipologie di agricoltori, come il giovane, che però per prendere il pagamento giovane bisogna essere giovani, oppure dei pagamenti accoppiati a settori strategici, tra cui la zootecnia è uno di quei settori strategici, che era uno di quei settori strategici, e vedremo, lo sarà tuttora. Ecco, che cosa succede con la nuova politica agricola comunitaria? Che questi pagamenti scompaiono, non ci sono più e vengono rimpiazzati da dei nuovi pagamenti. Questi nuovi pagamenti sono, il primo di tutti è il sostegno di base al reddito per la sostenibilità, che viene riconosciuto agli agricoltori in cambio del rispetto di una condizionalità rafforzata. Rafforzata di cosa? Dagli impegni del greening. Quindi voi agricoltori avete sempre rispettato la condizionalità e vi è stato riconosciuto un pagamento, un sostegno di base, che era, diciamo, attivato attraverso i titoli, continua ad essere così, ma questo sostegno di base bisogna rispettare una condizionalità che, come diceva prima il vostro Presidente, è rafforzata. Rafforzata da cosa? Tendenzialmente dagli impegni del greening e poi anche da una serie di altri impegni. Adesso poi se li volete li vediamo, però è una roba un po' generale, generica per tutta l'agricoltura, non solo per le aziende agricole e zootecniche. Però se volete poi fare un focus sugli nuovi impegni per la condizionalità di base, li facciamo. Ecco, questo, quindi sostegno di base, diventa la base per tutti gli agricoltori. Poi abbiamo detto ci sono nuovi pagamenti che rimpiazzano i precedenti, perché? Perché il pagamento di base più greening confluiscono tutti e due in questo nuovo pagamento di base che si chiama sostegno di base al reddito per la sostenibilità, quindi di fatto il greening scompare, viene assorbito nel pagamento di base e si liberano, diciamo così, per certi aspetti per dire, delle risorse da destinare ad altre cose, perché diciamo che scomparendo il greening le risorse destinate al pagamento di base occupano il 48% del plafond dei pagamenti diretti e quindi ci sono altre risorse che sono state indirizzate in altri pagamenti. Tra questi pagamenti ci sono gli ecoschemi che assorbono il 25% delle risorse. All'interno di questi ecoschemi la zootecnia è quella preponderante, cioè quella che assorbe più risorse di tutti, a cui è stata data più importanza.
Poi ci sono altri pagamenti, cioè il sostegno ridistributivo al reddito per la sostenibilità che porta via un 10% delle risorse, il sostegno per i giovani agricoltori e poi i pagamenti accoppiati, dove nell'ambito dei pagamenti accoppiati c'è un pagamento specifico, pagamenti specifici anche per la zootecnia. Ecco, quindi la PAC, prima il professor Frascarelli quando ve la spiegava, l'altra volta sono venuto anche io, si parlava di una PAC a lasagna dove ciascun agricoltore ispessiva la propria lasagna perché aveva il pagamento di base, il greening, oppure era giovane, oppure faceva delle produzioni strategiche tipo la zootecnia da carne e questa lasagna si ispessiva in base alle caratteristiche dell'agricoltore. La stessa cosa permane anche ora, però per ispessire questa lasagna bisogna fare altre cose rispetto a prima, cioè bisogna avere o altre caratteristiche o prendere altre decisioni. Ecco, adesso, molto brevemente, il Presidente prima ma giustamente mi ha anticipato, quando ha detto tendenzialmente i titoli diminuiscono. È vero, in un'agricoltura come questa, un'agricoltura fortemente specializzata come quella che avete voi nella vostra zona, caratterizzata da titoli alti, i titoli in possesso agli agricoltori tendono a diminuire il titolo di base. Perché tendono a diminuire? Perché continua quel processo di convergenza che abbiamo già sperimentato dal 2014 dal 2015 fino al 2022, in cui i titoli degli agricoltori, chi aveva titoli alti progressivamente sono scesi, chi aveva titoli bassi progressivamente sono saliti. Tra l'altro la zootecnia era uno di quei settori che aveva tendenzialmente titoli alti e quindi nel tempo, se voi siete tutti agricoltori, tutti allevatori, avete visto diminuire il valore unitario dei vostri titoli dal 2014-2015, quando è cominciata la vecchia programmazione, fino ad arrivare al 2022, quando è finita la vecchia programmazione. Ecco, questo processo di diminuzione del valore dei titoli continua anche adesso e le aziende zootecniche sono ovviamente più penalizzate perché? Perché partono da valori dei titoli tendenzialmente più alti rispetto alla media nazionale. Anche quindi con la nuova programmazione che cosa c'è? C'è relativamente al valore dei titoli, quindi al sostegno di base, una diminuzione del valore dei titoli verso la media, e poi se volete entrare nel dettaglio di quanto sarà il taglio, di come dovrà essere fatto il taglio, ci entriamo, e allo stesso tempo ci sarà chi ha titoli bassi che progressivamente salirà verso la media. Quanto è questa media? A livello nazionale vale 167 euro. Quindi se voi avete il vostro titolo nel portafoglio che ha un valore, non lo so, di 300, 400, 500 euro, dovete sapere che in questo periodo tenderà a diminuire verso la media nazionale che è 167 euro. Ho detto tenderà, non arriverà, perché non si arriva al valore medio alla fine del periodo di programmazione, in quanto la convergenza è parziale, cioè parzialmente ci si avvicina ma non si tocca. Ci sono delle regole per cui si descrive chi deve salire, quanto deve salire, chi deve diminuire, quanto deve diminuire. Ripeto, se volete, dopo ci possiamo ritornare. E quindi con tutte le simulazioni di valori dei titoli che progressivamente aumentano e diminuiscono a seconda dei punti di partenza degli agricoltori. Ecco qua, a questo punto però andiamo nel dettaglio degli ecoschemi. Quello che abbiamo visto adesso, quindi ricapitolo un po', è il percorso che faranno i titoli degli agricoltori che sono attualmente presenti nel vostro portafoglio titoli. Quindi chi ha titoli alti, ho detto, progressivamente diminuirà, chi ha titoli bassi progressivamente salirà. Come quando, ripeto, ci possiamo ritornare, in cambio del rispetto, diciamo in cambio del pagamento dei titoli, gli agricoltori rispettano la condizionalità. Quindi tutto quello che voi fate, quando fate trattamenti fitosanitari, leggete cosa c'è scritto nell'etichetta, utilizzate i parametri di etichetta, quando fate trattamenti fitosanitari non andate a fare trattamenti dentro il fiume, quando distribuite il digestato rispettate delle regole nella distribuzione del digestato, le unità azotate rispettate la direttiva nitrati, tutta sta roba qui è condizionalità. E voi in cambio della condizionalità, del rispetto alla condizionalità, ricevete un pagamento di base, che poi abbiamo visto cambierà nel tempo. E questo è cogente per tutti, cioè per tutti obbligatorio, per tutti quelli che prendono la PAC ovviamente. Poi da questo mondo dell'obbligatorietà si va verso un mondo del facoltativo, cioè del volontario. Cioè io mi posso impegnare di più in termini ambientali e ottenere dei pagamenti in più rispetto a quelli che otterrei se non fossi, diciamo così, assoggettato al meccanismo volontario. Quindi si ridisegna di fatto l'architettura verde della PAC, per cui ho la condizionalità di base, la condizionalità rafforzata, che
appunto mi viene riconosciuta in cambio del pagamento di base, e in più io posso impegnarmi di più. Come posso impegnarmi di più? Aderendo ad esempio agli ecoschemi che prima sono stati anticipati, oppure andando sul secondo pilastro e diventando un agricoltore biologico, oppure facendo agricoltura integrata, oppure facendo le minime lavorazioni in Veneto, oppure facendo la distribuzione dei concimi azotati seguendo certe regole. Comunque, diciamo, tutto quello che è secondo pilastro a regia regionale presuppone degli impegni ambientali più alti. Ecco, su tutta questa roba della volontarietà si fondano gli ecoschemi, cioè non sono obbligatori, sono volontari per chi si vuole impegnare di più. Ecco, questi ecoschemi, come diceva prima il vostro precedente ancora, sono 5 gli ecoschemi che possono essere adottati dalle aziende agricole, di cui il primo è per la zootecnia, che porta a casa 363 milioni di euro, e il 41% della dotazione di tutti gli ecoschemi. Praticamente un ecoschema da solo porta a casa il 41% delle risorse. Questo perché? Perché nell'ambito di quello che abbiamo visto prima, nell'ambito dei pagamenti di base, tendenzialmente chi aveva aziende agricole e zootecniche ha titoli alti, e quindi, siccome diminuiscono, un modo per cercare di compensare questa diminuzione è stato quello di introdurre un ecoschema specifico per la zootecnia, e quindi da una parte sono state tolte le risorse, dall'altra si cerca di ridarle, anche se poi vedremo che non è così scontato ridare tutte le risorse che vengono tolte. Ecco, abbiamo detto quindi che c'è un ecoschema specifico per la zootecnia, poi ce n'è uno per le culture arboree, uno per gli oliveti di particolare valore paesaggistico, uno per gli ecoschemi estensivi e uno per gli impollinatori. Quindi sono 5 ecoschemi. Ecco, noi vediamo l'ecoschema 1 stasera, la cosa che ci interessa di più è l'ecoschema 1, cerchiamo di capire cosa è questo ecoschema 1. Quindi, ripeto, obiettivi dedicati agli agricoltori, ovviamente solo zootecnici, perché se è un ecoschema per la zootecnia bisogna che chi lo fa sia un'azienda zootecnica, e a tutti gli allevatori che si vogliono impegnare di più rispetto a quelli che sono i parametri di legge. Quindi non è obbligatoria questa cosa, però se uno si vuole impegnare di più può accedere a questo ecoschema. Allora, innanzitutto, perché è stato fatto un ecoschema per la zootecnia? Il primo motivo ve l'ho detto, per cercare di ricompensare agricoltori che venivano tagliati dalla diminuzione progressiva dei titoli, quindi si è cercato, diciamo, un modo per ridargli un compenso da un'altra parte. L'altro motivo è quello di migliorare la coesistenza tra zootecnia e, diciamo, popolazione, quindi favorire un allevamento, diciamo, che sottenda a principi di sostenibilità, di eticità, e che quindi migliori la coesistenza della zootecnia con il popolo. Poi rafforzare la produzione di cibi sani e nutrienti, e soprattutto promuovere l'innalzamento della qualità e della salubrità delle produzioni agroalimentari. Quindi questo è il motivo per cui è stato fatto questo ecoschema. Cosa ci dice questo ecoschema? Ci dice che possono aderire tutti gli allevatori a questo ecoschema, e possono aderire con 2 modalità, cioè con 2 livelli, il livello 1 e il livello 2. Cioè il livello 1 è un livello di base, meno impegnativo, e il livello 2 un livello più impegnativo. Allora, innanzitutto i premi sono erogati ad uva, cioè ad unità di bestiame adulto, dopo vediamo cosa vuol dire. Cosa vengono pagati? Nel livello 1 abbiamo detto il livello, diciamo, meno impegnativo, quindi ecoschema 1, livello 1, meno impegnativo, vengono pagati i bovini da latte, i bovini da carne, i bovini a duplice attitudine, i bufalini, i vitelli a carne bianca, i suini, ovini e caprini. Quindi questi sono tutti, diciamo, gli allevamenti che vanno a premio, che possono beneficiare di questo premio. Quanto è l'importo del premio? Per i bovini da latte sono 66 euro ad uva, per i bovini da carne 54, i bovini da duplice attitudine 54, i bufalini 66, i vitelli a carne bianca 24, i suini 24, gli ovini 60 e i caprini 60 euro ad uva. E questo è il livello 1. Nel livello 2 abbiamo detto, invece è un livello più alto, siamo sempre dentro l'ecoschema 1, quindi sempre dentro l'ecoschema per la zootecnia, però il livello 2, cioè un livello, diciamo così, più impegnativo. Tant'è che a fronte di un livello più impegnativo sono più alti anche gli importi. Vedete che i bovini da latte a duplice attitudine portano a casa 240 euro ad uva, i bovini da carne altri 240 euro ad uva e i suini 300 euro ad uva. Uno dice, tra il livello 2 e il livello 1 c'è un fattore di 4,
anche di 5 qualche volta, sicuramente voglio fare il livello 2. Sì, questo lo direbbe chiunque. Però in realtà vengono riconosciuti degli impegni, cioè bisogna fare delle cose diverse tra livello 1 e livello 2. Adesso cerchiamo di capire cosa deve fare chi è nel livello 1 e cosa deve fare chi è nel livello 2, cioè quali sono gli impegni per chi vuole aderire al livello 1 e per chi vuole aderire al livello 2. Allora, prima di tutto vi ho detto che questi premi sono ad UBA. UBA cosa vuol dire? Unità di bestiame adulto. Le conoscete meglio di me, non c'è bisogno che ve le spiego, però diciamo c'è una tabella di conversione che ci dice quanto vale un animale in termini di UBA. C'è un'unità di misura, come il chilometro è l'unità di misura della distanza, l'UBA è l'unità di misura delle consistenze zootecniche. Allora, quanto vale un UBA? Quanto vale un toro, una vacca o i bovini oltre 2 anni? Valgono un UBA. Quindi, toro, vacca o bovini oltre 2 anni, un UBA. Quindi, rispetto a prima, prendono il premio un toro, un UBA, e quindi 60 euro o 56 euro che vedevamo prima. I bovini da 6 mesi a 2 anni hanno un coefficiente di conversione di 0,6 UBA. Quindi, un capo vale 0,6 UBA. È tutto un modo per standardizzare le consistenze zootecniche. I bovini con meno di 2 anni fino diciamo dai 6 mesi a 2 anni valgono 0,4 UBA. No, scusate, con meno di 6 mesi valgono 0,4 UBA, con meno di 2 anni 0,6. Quindi, in relazione alla consistenza zootecnica, io calcolo qual è il mio quantitativo di capi espressi in UBA, così li standardizzo. Quindi tutto serve per standardizzare le consistenze. Ovini e caprini valgono 0,15 UBA, le scrofe valgono 0,5 UBA, gli altri sono 0,3. Allora, questa tabella è quella presente nel PSP, che non è quella che noi tutti normalmente conosciamo, è stata rivista questa tabella, un po' aggiornata, tant'è che qui dove c'è scritto altri suini, 0,3 UBA, il PSP dice fino a 70 giorni, da 70 giorni di età in su. Probabilmente la cambiamo questa cosa perché non funziona. Quindi questo è come si determinano le consistenze zootecniche. E poi da qui come si calcola il premio. Abbiamo detto livello 1. Il livello 1 che cosa mi fa? Quello con premi che erano intorno a 50-60 euro. Allora, questo livello 1 è un impegno dedicato alla riduzione dell'antimicrobico resistenza. Quindi questo livello va a pagare tutti gli agricoltori, tutti gli allevatori che si impegnano per la riduzione dell'antimicrobico resistenza. E che cosa ci dice questo premio? Che si vanno a pagare tutti gli allevatori che o utilizzano pochi farmaci antimicrobici all'interno del proprio allevamento o dimostrano di diminuirli. Cerco di spiegarvi questo ecoschema livello 1, quindi l'ecoschema 1 livello 1, facendo riferimento a questo grafico. Allora, tutti voi avete i vostri allevamenti che sono censiti all'interno della BDN. Cioè avete un codice di stalla e associato a questo codice di stalla censite i vostri animali. Quindi quando nasce un vitello, dopo un tot di giorni lo registrate, quando lo vendete lo scaricate e quindi avete tutta l'anagrafica dell'allevamento censita all'interno del vostro allevamento. Quando comprate, allo stesso modo, quando comprate un farmaco antimicrobico, con la ricetta elettronica tracciate tutta l'attività di acquisto dei farmaci antimicrobici. E quindi si sa a livello centrale quanto è il consumo di farmaci antimicrobici allevamento per allevamento. Cioè è calcolabile quanti farmaci antimicrobici consuma l'allevamento mio, anche io sono un allevatore, rispetto all'allevamento del mio vicino. Ecco, questo consumo di farmaci antimicrobici viene utilizzato a livello regionale per classificare gli allevamenti di tutta la regione rispetto all'utilizzo dei farmaci antimicrobici. Quindi si prendono gli allevamenti e si calcola la mediana rispetto all'utilizzo dei farmaci antimicrobici e rispetto alla mediana si mettono gruppi omogenei di allevatori che stanno sopra la mediana e quindi che consumano pochi farmaci antimicrobici e gruppi di allevatori che stanno sotto la mediana che consumano molti farmaci antimicrobici. E si fanno 4 quartili, cioè sono 4 gruppi omogenei con lo stesso numero di soggetti in base all'utilizzo dei farmaci antimicrobici. Allora, l'utilizzo dei farmaci antimicrobici viene stimato in DDD, Defined Daily Dose, che sarebbero le dosi definite giornaliere di utilizzo dei farmaci antimicrobici. Dopo vediamo, è un'altra unità di misura, che serve a capire quanti farmaci antimicrobici utilizzano gli allevamenti.
Comunque, detto questo, in base all'utilizzo dei farmaci antimicrobici vengono classificati gli allevamenti. E in particolar modo abbiamo detto chi utilizza pochi farmaci antimicrobici viene messo nella categoria più in alto, chi ne utilizza ancora un pochino di più nella categoria sottostante e così via fino ad arrivare al quarto gruppo. Quindi 4 gruppi in base all'utilizzo dei farmaci antimicrobici. Chi è che prende il premio? Prende il premio chi sta sopra la mediana regionale, quindi chi utilizza pochi farmaci antimicrobici, quindi i primi 2 quartili, i primi 2 gruppi, e prendono il premio perché già ne utilizzano pochi i farmaci antimicrobici. Possono prendere i premi anche quelli che stanno sotto la mediana regionale, e in particolar modo quelli che stanno nel primo quartile, a patto che rispetto all'anno precedente riducano di almeno il 20% l'utilizzo dei farmaci antimicrobici, e anche chi sta nel quarto quartile può prendere il premio a patto che riduca del 10% rispetto all'anno precedente e salti nel terzo quartile. Mi sono spiegato? Codice su codice, vero? Questo si fa per codice di stalla, esatto. Sull'anno prima del stesso codice. Esatto. Quindi che cosa succede? Ricapitolando, prendiamo tutti gli allevamenti della regione e calcoliamo per ogni allevamento l'utilizzo dei farmaci antimicrobici. Si classificano tutti gli allevamenti, si mettono in fila, si fa la mediana, chi sta sopra la mediana, quindi chi consuma meno farmaci antimicrobici, prende il premio perché già è sopra la mediana, è già, diciamo, virtuoso. Chi sta sotto la mediana, e in particolar modo chi sta diciamo, nella prima metà, diciamo così, degli allevatori, va nel terzo quartile quindi e deve ridurre rispetto all'anno prima del 20%. Poi c'è una proposta di modifica nel PSP di portarlo al 10%, quindi meno 10%, però comunque deve ridurre. Ora il 10, il 20 cambia, ma comunque per ora il 20 poi sarà il 10. Chi sta nel quarto deve ridurre del 10% e saltare nel terzo quartile. Cosa vuol dire questa cosa? Vuol dire che questa mediana nel tempo si muove. Cioè questa mediana oggi ha un certo valore. Il prossimo anno gli agricoltori, siccome vogliono prendere il premio, tendono a ridurre e la mediana si sposta verso l'alto. E quindi il prossimo anno, quando si ricalcola, io che magari mi sono impegnato, ho ridotto del 20% e sono stato bravo, magari sono passato anche nel secondo quartile, però mi ricalcolano la mediana, sono ancora nel terzo quartile, quindi devo continuare a ridurre. Se dobbiamo fare delle domande, le facciamo subito o dopo? Come siete organizzati qua? Possiamo farle subito? Domani. Facciamo subito. Se uno ha 10 soci degli allevatori più o meno buoni, fa conto la massa o allevatore per allevatore? Allora, innanzitutto questa misura paga la detenzione, quindi viene pagato il detentore degli animali. Quindi se lei è, non lo so, il socidante, quindi il responsabile, il proprietario degli animali, le dà in socida all'allevatore, viene pagato l'allevatore, quindi il codice di stalla dell'allevatore. Poi questa la norma dice salvo diverso accordo tra le parti, del tipo che io rinuncio a... Grande casino. Sì, questo è già una buona considerazione. Quindi, dicevo, viene pagato l'allevatore, quindi si fa riferimento, come diceva prima, al codice di stalla di quell'allevatore. Altre domande? Sì, scusi. Prego. Ma se PAC, stiamo parlando del PAC, ovviamente questo è PAC che riguarda il premio che va all'allevatore. Sì, è il premio che va all'allevatore. Non al proprietario del bestiame. No, non va al proprietario del bestiame, questo viene pagato l'allevatore. Il detentore, dentro la BDN non si parla anche di proprietà, ma si parla di proprietà di detenzione. Quindi se voi andate dentro la BDN, guardate il vostro allevamento, voi sapete se siete proprietari degli animali o solo detentori. Può essere proprietario detentore, solo proprietario o solo detentore. In ogni caso bisogna essere detentori per prendere il premio. Prego. Se uno ha un'unica azienda con 2 codici stalla, Sì? e fa un ristallo di 30 giorni su un codice stalla dove carica i farmaci, Sì. dopo sposta gli animali nell'altro codice stalla dove termina l'ingrasso, il secondo codice rimane sempre pulito. No, di fatto no, perché sì, allora si guarda il codice di stalla, però si guarda raggruppamento allevatore, categoria di animale allevato. Quindi io vado a vedere se dentro quell'allevatore c'ha diversi codici di stalla, ma se sono tutti della stessa indirizzo produttivo, le prendo tutti insieme. Ah, quindi fanno media? Sì, fanno media, diciamo, fa riferimento, si parla di indirizzo produttivo, e l'indirizzo produttivo è quello della BDN.
Ora, in questo caso va bene se l'indirizzo produttivo è lo stesso, cioè se io ho i due codici di stalla che tutti e due sono da carne, Sì. allora li raggruppo, ma se uno è da carne e l'altro è misto, non li metto insieme, il calcolo viene sostituito. Se vengono tutti e due da carne, va insieme. Fanno meglio. Sì. Ma il detentore sempre però. Sempre detentore. Sempre detentore. E se uno vende da un po' di strada all'altro, Comunque, allora, che cosa succede? Che la consistenza, che quelli che abbiamo visto prima, i premi, vi ho detto, sono erogati ad UBA. UBA anno. Quindi per erogare un UBA ad anno, io ho bisogno che quel capo per prendere un UBA anno stia dentro l'allevamento tutto l'anno. Se ci sta 6 mesi vale per 0,5, vale la metà. E se poi gli altri 6 mesi li fa dentro l'altro allevamento, sempre dello stesso allevatore, nel totale mi fa un anno, ma mi è pesato 6 mesi da una parte e 6 mesi dall'altra. Quindi viene comunque ponderato così. anche se è cambiato il tempo. Sì, sì. Altre domande? No. Bene. Allora, quindi abbiamo detto chi prende il premio: bovini da latte, bovini da carne, duplice attitudine, vitelli da carne bianca, ovini da latte da carne, caprini, bufalini e suini. Allora, non vi ho detto, allora, innanzitutto abbiamo detto come si fa a calcolare il consumo dei farmaci antimicrobici. C'è questa, diciamo, sistema, classificazione che è la DDD, dose definite al giorno, cioè un modo per quantificare l'utilizzo dei farmaci antimicrobici. È come i litri per misurare il volume o i chili per misurare il peso. Le DDD servono per misurare l'impiego dei farmaci antimicrobici e sono stabilite a livello internazionale. Questo sistema qua che vi ho illustrato di determinazione del consumo dei farmaci antimicrobici è inserito in un sistema che si chiama Classifarm. Cioè non è che è un dato che viene calcolato così con la calcolatrice, ma è calcolato dentro un sistema che si chiama Classifarm, che è dentro la BDN. Quindi dentro l'anagrafica zootecnica c'è questo sistema che si chiama Classifarm. Allora, Classifarm è un sistema che è stato voluto nel 2013-2014 dal Ministero della Salute per tenere traccia del benessere degli animali. Quindi è una roba vecchia di concezione. L'obiettivo qual era? Introdurlo per categorizzare il rischio all'interno di un allevamento, cioè per fare un ranking dell'allevamento, una classificazione del rischio sanitario all'interno di un allevamento e capire quell'allevamento che performance, diciamo, sanitarie ma poi anche produttive e di benessere animale ha. Ora noi lo stiamo utilizzando per erogare pagamenti agli agricoltori, che è un'altra finalità per cui viene utilizzato questo sistema. In realtà era stato pensato per monitorare gli allevamenti. Però diciamo è una cosa che già era stata pensata in precedenza. Allora, per ottenere questo ecoschema che abbiamo visto, io devo avere accesso con la qualifica di operatore al sistema Classifarm. Cioè devo accedere dentro il sistema Classifarm, devo avere le credenziali di accesso. Quindi io, vero che prendo questo pagamento, non devo fare un tubo, non devo mettere dentro numeri, dichiarazioni e così via, devo solo tenere aggiornata la BDN, ma cosa che fate normalmente, e acquistare i farmaci con la ricetta elettronica normalmente. Ma la norma mi dice che devo avere accesso al sistema Classifarm, cioè devo poter controllare quelli che sono i miei indici all'interno del sistema. Quindi questo vuol dire che l'agricoltore deve avere le credenziali di accesso. Non deve fare niente, cioè se vuole può andare a vedere, posso andare a vedere qual è il mio consumo aggiornato di farmaci antimicrobici, ma non è che devo andare dentro e modificare qualcosa, è solo a titolo informativo, cioè ci devo avere in mano queste credenziali. Quindi bisogna chiedere l'accesso, poi lo farete attraverso il CA, attraverso Confagricoltura, chiederete l'accesso al sistema e chi può accedere? Tutti coloro che sono responsabili di almeno un allevamento all'interno della BDN. E ovviamente chi è dentro la BDN ha già alimentato tutto il sistema Classifarm per queste finalità qua. Quindi io nel momento che faccio l'accesso, di fatto vado solo a vedere i miei dati. Non è che metto dentro dati o metto in moto qualcosa. I dati sono già tutti dentro, però io devo accedere, devo entrare.
E questo è un requisito che il Ministero ha sottolineato a dire è importante che gli agricoltori, abbiamo inserito questa cosa perché gli agricoltori devono essere informati rispetto ai pagamenti che gli vengono dati, alle motivazioni per cui gli vengono dati e come possono migliorare. Se uno non entra, non vede se sta sotto la mediana, nel terzo quartiere, nel quarto. Così. Quindi il motivo per cui è stato messo questo sistema Classifarm. Prego. Dentro Classifarm io ho rilevato che ci sono dei dati inseriti per mio conto errati, ossia di carico, ossia chi li va a modificare o chi li può modificare. Allora, dunque, quei dati che adesso vedete in Classifarm sono dati che fanno riferimento innanzitutto adesso se voi entrate nel sistema Classifarm vedete dati che non sono stati pensati per le finalità di cui parliamo oggi. Cioè vediamo dei dati generali ma che non sono propedeutici al pagamento di questo impegno qua, perché ancora non sono stati elaborati. Quello che vedete adesso in Classifarm è ad esempio il consumo, la mediana regionale di tutte le specie ad esempio bovine, senza distinguere se sono bovini da latte o bovini da carne. Ovviamente il consumo di farmaci antimicrobici in un allevamento da carne è diverso da un allevamento da latte. Quindi adesso vedete dati che sono, chiamiamoli così, provvisori. BDN si è impegnata a ricalcolare questi dati, a fornirli tra la fine di aprile e i primi di maggio, quelli ufficiali, per capire uno dove è posizionato rispetto alla mediana, e anche i dati che lei vede, in teoria i suoi dovrebbero essere a posto. Non parlavo dei dati di consumo di antibiotici. Diciamo. Allora. Io parlavo dei dati proprio del benessere animale in Italia. Sì. Ho visto che segnalavano la mancanza di corsie di carico che ci sono. Qualcuno li aveva messi dentro. Il suo allevamento probabilmente classificato, ha fatto proprio la checklist Classifarm, perché ora dopo le spiego, ma dentro Classifarm uno può consultare i dati sul consumo di farmaci antimicrobici, ma pure puoi andare anche oltre, alimentando una checklist di compilazione del benessere animale, che la fa un veterinario incaricato. Probabilmente lei ha incaricato un veterinario di fare questa attività? Probabilmente è una checklist vecchia che non è stata aggiornata. E quindi quello potrebbe essere il motivo. Comunque dicevo, una volta che io entro dentro questo Classifarm, che cosa vedo? Vedo il consumo di farmaco espresso in DDD sulla biomassa, quindi in DDD per biomassa, quindi in DDD al chilo o al quintale, insomma, DDD al peso, dei miei allevamenti presenti nel mio allevamento nel periodo di riferimento, quindi il consumo del mio allevamento. Poi vedo i giorni totali di trattamento nell'anno in corso, il consumo storico dell'allevamento e la tipologia di antimicrobico somministrato. Quindi queste sono le informazioni che vedo. Poi dopo posso confrontare la mia posizione con la mediana, cioè perché la logica qual è? Mi danno un premio, so che io se sono sotto la mediana devo migliorare, se sono sopra la mediana devo mantenermi, però bisogna che qualcuno mi dica se sono sopra o sotto la mediana, e quindi mi dicono anche qual è la mediana regionale, quindi qual è il valore di riferimento regionale. Quindi io vedo il valore di riferimento regionale, vedo il valore del mio allevamento e so, ok, sono sopra la mediana, quindi sono nei primi due quartili, sono tra quelli bravi, devo mantenere e stare attento a non andare di sotto. E questa è la prima considerazione. Oppure sono nel terzo quartile, devo ridurre del 20%, sono nel quarto, devo ridurre del 10% e saltare nel terzo quartile. Quindi mi danno il valore di riferimento e il mio valore aziendale. Per oggi, come vi dicevo prima, se fate accesso al sistema Classifarm vedrete tutti i dati un po' sconfusionati. Perché? Perché le mediane sono per specie, quindi sono tutti i bovini insieme, tutti gli avicoli insieme, non sono per indirizzo produttivo. Un domani si faranno per indirizzo produttivo. Quando si arriverà a pagare si farà la mediana per indirizzo produttivo, bovini da latte, bovini da carne, quindi io devo allinearmi all'indirizzo produttivo mio, del mio allevamento, non ai bovini in generale, perché sennò non ci riuscirei mai. Nel caso in cui ci siano più indirizzi produttivi all'interno di uno stesso allevamento, si fa mediane separate per indirizzo produttivo, quindi ogni indirizzo produttivo avrà la sua mediana. In presenza di stessi indirizzi produttivi la mediana è una. E un domani il Ministero ha detto che questa mediana sarà ancora più sfumata
dando questo calcolo delle DDD sarà ancora più sfumato, dando i valori addirittura per categoria di animale, cioè il consumo di DDD per i tori, per le vacche, per i vitelli, per le mase da rimonta e così via. Però per il momento è così. E chi si paga? Si paga le uva mediamente presenti in allevamento. Quindi il valore di riferimento è le uva medie presenti in stalla. Mi riconoscono quei 40, 50, 60 euro ad uva, prendendo a riferimento la consistenza media del mio allevamento. Quindi se io tengo i miei capi per 6 mesi, peseranno per 6 mesi rispetto all'anno. Quindi vengono ponderati. Poi se volete c'è una riflessione sui suini, qui ci sono allevamenti di suini, no, perché c'è diciamo, la consistenza zootecnica nel caso di suini è un po' più, diciamo, un concetto un po' più ballerino, un po' più sibilista. Ma scusi, prego. Vorrei spiegare un po', a me interessa i suini. Allora, i suini qual è il problema? Che io vi ho detto, qui si paga in base alla consistenza media. Perché? Perché gli animali sono censiti singolarmente, quindi se io prendo un bovino, so quando è nato, so quando è entrato in stalla, quanto c'è stato, quando è uscito e quando è morto, so tutto. Nei capi suini non è così perché sono censiti per gruppi di animali. Allora non si fa la consistenza media, ma si considera la consistenza delle scrofe alla data del censimento, che è il 31 di marzo, più eventuali macellazioni nel corso dell'anno. Quindi qual è la consistenza media di un allevamento suino? Sono le scrofe più le macellazioni che questo allevamento ha fatto. Ma se l'allevamento non ha scrofe? Quindi solo le macellazioni. Quindi solo i capi macellati. Riceve il premio per i capi macellati. Ok. Andiamo avanti. Abbiamo visto, questo qui era il livello 1. Quindi ecoschema 1, livello 1. Quindi per chi si... Allora, di fatto, qual è l'impegno per un allevatore che si assoggetta all'ecoschema 1? Materialmente cosa deve fare? Entrare una volta in Classifarm e vedere i dati. Basta. In realtà la generazione delle informazioni è tutta in automatico, alimentata dalla BDN e alimentata dal registro degli acquisti. E ridurre l'antibiotico. L'impegno dell'allevatore è ridurre l'antibiotico. Quindi uno si deve impegnare a ridurre l'antibiotico, o se è già virtuoso a mantenerlo ridotto. Se invece di ridurre va su, il Ministero che cosa ha detto? Il primo anno è sperimentale, ma secondo me viene fuori, probabilmente un po' di confusione viene fuori, e ve lo vi dico anche perché. Il primo anno è 23. Se uno va fuori, il Ministero dice per ora non ci sono sanzioni, anche perché tutta questa roba è scritta nei decreti ministeriali, poi devono uscire decreti dell'organismo pagatore che dicono quali sono le sanzioni per chi esce, però dice per il momento, siccome è sperimentale, non mettiamo sanzioni. Quindi tutti gli agricoltori che hanno l'allevamento, la domanda bisogna che la facciano. Tutt'al più non ci rientrano. Però no, il primo anno non prendono la sanzione. E quindi questa è già una prima informazione. E vi dicevo qual è il problema? Che questa mediana regionale tiene conto tutti gli allevamenti. Quindi gli allevamenti da carne in Veneto, quanti ce n'è? Un'infinità. Ma ci sono anche allevamenti familiari. Allevamenti di piccole dimensioni, chi ha 4 vacche, 5 vacche, 6 vacche, questi quanti farmaci antimicrobici consumano? Poco, niente, però fanno media. E quindi la mediana probabilmente sarà molto bassa. Quindi se voi entrate nella vostra, voi siete allevatori tutti, immagino se siete qui tutti di professione, se entrate nella vostra BDN, nel vostro Classifarm e andate a vedere i dati, probabilmente la mediana, la vostra, è molto bassa, molto molto bassa, cioè non è neanche vicina alla mediana regionale. Perché dentro ci sono tutti gli allevamenti. Allora, vuol dire che uno non prende il premio? No, vuol dire che io devo ridurre del 20 o del 10%. Quindi tutti comunque possono prendere il premio. Non vi dovete spaventare quando entrerete dentro e vedrete che non siete né nel primo né nel secondo quartile, perché è probabile che non ci siate né nel primo né nel secondo quartile. Però questo è, ripeto, è sperimentale questo primo anno e probabilmente i prossimi anni verrà fatta una mediana tenendo in considerazione da 50 capi in su, per tirare fuori tutti quelli che non sono allevamenti professionali. Altre domande? No. Allora questo era il livello 1. Il livello 2, quindi ecoschema 1. Livello 1, l'abbiamo visto, riduzione di fatto dei farmaci antimicrobici. Livello 2 è adesione al sistema SQNBA e svolgimento dell'intero ciclo culturale di una parte di esso al pascolo. Quindi il livello 2 è certificazione SQNBA con pascolamento. Quindi che cos'è la certificazione SQNBA? È Sistema di Qualità Nazionale per il Benessere Animale.
È una certificazione di qualità che va a pagare il benessere animale. È l'alter ego dell'SQNP, Sistema di Qualità Nazionale per le Produzioni Integrata, che paga che diciamo, fa riferimento alle produzioni vegetali. Questa riguarda solo le produzioni animali. Ecco, qui le tipologie che vanno a premio sono 4, sono i bovini da latte, i bovini da carne, i bovini a duplice attitudine e i suini. Quindi qui vengono pagati solo queste specie. Chi ha gli caprini qua non ci può entrare, non ci può accedere, si può fermare a livello precedente. Quindi abbiamo detto bovini da latte, bovini da carne, bovini a duplice attitudine e suini, con premi che arrivano a 300 euro a dupa per i suini o a 240 per gli altri. Ecco, tutti devono aderire all'SQNBA? No, in realtà ci sono delle deroghe, che gli agricoltori quindi possono prendere il premio anche senza aderire al SQNBA, e in particolar modo chi è certificato bio, oppure chi nell'anno 2023 ha una consistenza media inferiore alle 20 uva, salvo che la regione dica, ok, controllo io che facciano il pascolamento. Quindi il pascolamento lo devono comunque fare anche chi è sotto le 20 uva, ma può non aderire all'SQNBA, ci va la regione a controllare che gli animali siano al pascolo. Questo spiegato? Facciamo un periodo minimo di pastoramento? Dopo ve lo faccio vedere, andiamo più nel dettaglio di questa cosa. Tutta l'azienda o parte dell'azienda? No, tutti i capi devono essere tutti assoggettati all'SQNBA. La Regione Veneto ha detto, va bene, la deroga per i piccoli allevatori, anche sotto le 20 uva, quindi possono beneficiare di questo premio anche senza certificarsi al SQNBA, vado io, Regione, a controllare che siano effettivamente allevamenti al pascolo. Poi, come si controlla? La Regione, secondo me, si è presa un po' una gatta da pelare, però questo è meglio per voi. Che cos'è questa certificazione SQNBA? È una certificazione di qualità. Quindi una certificazione di qualità che testimonia che è stata introdotta nel 2020, poi diciamo disciplinata da un decreto interministeriale di agosto 2022, che di fatto dice il seguente obiettivo: assicurare un livello crescente di qualità alimentare e di sostenibilità economica, sociale e ambientale dei processi produttivi nel settore zootecnico, migliorare le condizioni di benessere e di salute degli animali e ridurre le emissioni nell'ambiente. Tutto volontario quello che vediamo, quindi non è che nessuno è obbligatorio ad aderirvi. E qual è l'obiettivo? Perseguire la strategia Farm to Fork, quindi gli obiettivi del Green Deal, in termini di miglioramento della biodiversità e di sostenibilità degli allevamenti, ma soprattutto fornire al consumatore una chiara e corretta informazione sul benessere animale. Cioè questa è una certificazione di prodotto che può essere apposta sui prodotti. Quindi ora noi ancora non l'abbiamo percepito perché la vediamo più come una rottura di scatole che io mi devo andare a certificare, ma in realtà mi stanno sostenendo un sistema di certificazione che poi posso scaricare sul prodotto e verosimilmente anche sul consumatore. Una volta, certo, il consumatore il primo giorno che vede questa etichetta non sa neanche che è, ma adesso come si conosce la certificazione SQNP, quella con la petta, un domani si conoscerà anche la certificazione SQNBA. Quindi è un modo per migliorare la remunerazione dei propri prodotti, perché li qualifico ancora meglio. Che cosa, come si fa a fare questa certificazione SQNBA? Bisogna andare da un organismo di certificazione e presentare domande di certificazione attraverso l'organismo di certificazione. Quelli, tutti gli organismi di certificazione che operano, che certificano il bio, la produzione integrata, tutto quello che volete, adesso si stanno attrezzando anche per certificare SQNBA, quindi Sistema di Qualità Nazionale e Benessere Animale. Ecco, poi una volta aver fatto questa domanda, io che cosa devo fare? Devo anche qui aderire al sistema Classifarm, che abbiamo visto prima, in una modalità diversa che adesso vi spiego, e soprattutto ovviamente rispettare tutto il disciplinare di produzione SQNBA. Cioè, è vero che io mi certifico SQNBA, ma c'è un disciplinare di produzione a cui io mi devo assoggettare. Quindi devo rispettare un disciplinare di produzione. Come per le produzioni integrate per il bio. È la stessa cosa, solo che questo riguarda le produzioni zootecniche. Ecco, qui qual è il succo di questa cosa? Che io mi devo certificare SQNBA,
che la certificazione SQNBA può essere fatta in stalla o al pascolo, ma ai fini dell'ottenimento del premio vale solo quella che prevede il pascolamento, quindi io mi posso certificare SQNBA e tenere gli animali in stalla, ma per ottenere il premio deve essere SQNBA con pascolamento, quindi solo quella parte lì, che prevede il pascolamento. È evidente che chi ha 1000 vacche in lattazione o chi ha 5000 vitelli all'ingrasso, per fare il pascolamento è un po' più complessa, è un po' dura portarli al pascolo tutti. Quindi questa misura perché è stata pensata? È stata pensata per la zootecnia marginale, per la zootecnia rurale, per la zootecnia molto estensiva. Poi uno dice, ma io mi attrezzo e vuoi scommettere che 5.000 vitelli ce li porto uguali al pascolo? E io sono contento per voi, è comunque un miglioramento del benessere animale. Però partiamo dal presupposto che chi la vedo un po' dura, Lupo permettendo, però l'obiettivo, il messaggio qual è? Dobbiamo entrare nella logica che chi ha scritto questa misura in mente aveva di incentivare un tipo di agricoltura, che è la zootecnia estensiva. Pensiamo all'Appennino, esatto. No, l'Irlanda non c'entra niente perché questa è una misura nazionale. Quindi ci vuole il terreno, esatto. No, ma però l'obiettivo, il mio discorso a che cosa voleva dire? Voleva dire che qui il legislatore non si è immaginato di dare un sostegno a tutta la zootecnia attraverso questo sistema, ma solo alla zootecnia estensiva. Poi dice io mi attrezzo e le faccio diventare estensivo. Meglio, stiamo centrando gli obiettivi. Allora, certificazione SQNBA, l'ho detto prima, presuppone l'adesione ad un disciplinare di produzione. Quindi, quando sono bio, io aderisco al disciplinare di produzione biologico, non posso fare certe cose, devo fare le rotazioni e così via. La stessa cosa qui. Questi disciplinari di produzione sono in scrittura, cioè li stanno scrivendo attualmente, diciamo, c'è un comitato che si è riunito per scrivere questi disciplinari di produzione in cui ci sarà scritto qual è il disciplinare di produzione della vacca da latte SQNBA con pascolamento, qual è il disciplinare di produzione del bovino da carne SQNBA con pascolamento e così via. E quindi usciranno dei disciplinari di produzione. Allora, quello che si sa comunque, già qualcosa è trapelato, che per ottenere una certificazione SQNBA, innanzitutto io devo iscrivermi a Classifarm, come diceva prima il signore, ma non in una maniera passiva come l'ho fatto prima, ma in una maniera attiva in cui io incarico un veterinario aziendale, di classificare il mio allevamento, di fare un ranking del mio allevamento, quindi di andare a valutare l'SQNBA del mio allevamento, compilando una checklist che descrive, che analizza tutto il mio allevamento relativamente ad una serie di parametri, il management aziendale, le strutture, la formazione degli operatori, gli impianti presenti, gli spazi disponibili per gli animali. Quindi c'è tutta una checklist che deve essere compilata da parte del veterinario che dice qui è buono, qui è sufficiente, qui è insufficiente, qui è ottimo, quindi che classifica tutto l'allevamento in funzione di una serie di punti di controllo. Ecco, per entrare dentro la certificazione SQNBA, il punteggio che io ottengo da questa checklist deve essere oltre una certa soglia. Adesso io vi posso anche dire che deve essere il benessere superiore a 60 e la biosicurezza superiore a 50. Poi voi andate a vedere quali sono i parametri che concorrono al benessere e quale alla biosicurezza, manca accanto il fattore di ponderazione e uno non ci si capisce niente. Quindi ancora, diciamo, non è proprio chiaro come si otterranno questi punteggi. Comunque, per farla breve, io devo iscrivermi al sistema Classifarm, incaricare un veterinario di compilare questa scheda di rilevazione, di monitoraggio dell'allevamento e raggiungere un certo valore di benessere degli animali. Il veterinario vi dirà quali sono i vostri parametri di risultato eppure no. Se sono sopra una certa soglia, che per il benessere è 60 punti, allora posso aderire alla certificazione SQNBA. Se sono sotto, magari modifico qualcosa, manca l'infermeria, metto l'infermeria, non è a posto l'impianto elettrico perché non è sufficiente l'illuminazione, metto a posto l'impianto elettrico e così via. Quindi faccio degli aggiustamenti per arrivare a 60. Magari sono a 20, da 20 a 60 il salto è lungo e rinuncio. Quindi questo è il primo punto. Uguale qui, questa cosa qui non la vediamo nel dettaglio. Ecco, poi uno prima mi ha detto, ma quanto tempo devono stare al pascolo? Allora, queste informazioni qui sono
provvisorie, perché sono presi dai disciplinari provvisori che sono girati qualche mese fa. Allora, che cosa si dice? Tendenzialmente i bovini da carne devono stare al pascolo 70 giorni all'anno in maniera continuativa e devono avere una superficie minima di almeno 500 metri quadrati per uva, che non è che sia tantissimo. I bovini da latte, se sono in produzione, quindi le vacche, 60 giorni, oppure da 2 a 5 mesi nel caso di animali non produttivi, le manze. I suini 250 metri quadrati a capo e poi la disponibilità di spazi varia a seconda della che ancora non è, questi ripeto sono provvisori questi dati, poi arriverà il disciplinare definitivo, però è tra 2 e 5 mesi. È meglio 2 sì, però questo è fuori discussione. Ecco, però diciamo che comunque l'allevamento suino si parla di poi al di là di queste cose che io ho preparato un po' una slide un po' così accattivante per dire queste sono le superfici minime, in realtà se leggete il disciplinare di produzione con pascolamento si capisce proprio che è che va a gestire, ad analizzare un allevamento che ha una quota di pascolamento importante, cioè non è solo il fatto che io ci porto gli animali 60 giorni, ma è proprio un allevamento che è improntato al pascolo, che è diverso da un allevamento intensivo. Quindi, per dirvi che, ripeto ancora una volta, il legislatore si immagina una certa cosa, poi io vi auguro domani di prendere tutti questo premio, perché è giusto che sia così. Allora, vi dicevo, certificazione SQNBA presuppone una checklist che la fa un veterinario incaricato. Questa checklist, qui vi ho riportato un estratto, giusto per farvi capire di che cosa stiamo parlando. Vedete, elemento di verifica 1, procedure di allevamento, lotta a roditori ed insetti. Cioè, vado a vedere in allevamento, si fa la lotta a roditori ed insetti? No, perché trovo il topo morto da una parte, non c'è manco una trappola, oppure sì, ci sono le procedure scritte, c'è le trappole, l'allevatore è attrezzato e quindi lo valuto. E come lo valuto? Con il punteggio più alto. Secondo punto di controllo, contatto con altre specie animali, cioè gli animali del mio allevamento è confinato oppure no rispetto ad altre specie che possono invadere l'allevamento? Sì, no, in misura sufficiente o insufficiente, e così via. Cioè c'è tutta una checklist che viene compilata, vedete, io qui vi ho riportato un estratto, sono circa 60-70 punti di controllo per ogni allevamento, quindi il veterinario fa tutte queste analisi. E ad esempio c'è la formazione, cioè gli addetti, è gente che non ha mai avuto a che fare niente con la zootecnia, oppure gente che ha esperienza o che pure ha studiato o che ha fatto corsi di formazione, e quindi si va a vedere tutti questi parametri qua. Quindi è proprio una valutazione olistica dell'allevamento. E stessa cosa le strutture e le attrezzature, così via. Ora non entro tanto nel dettaglio, tanto questa certificazione, questa checklist la deve saper fare il veterinario. Ci sono dei veterinari che hanno fatto un corso, che ha organizzato appunto chi ha scritto questi disciplinari, devono essere accreditati, quindi non è che la fa l'allevatore, bisogna che la faccia un tecnico incaricato. Io ho una domanda. Prego. Prima dicevi veterinari aziendali, è stato specificato il discorso del veterinario incaricato aziendale o è ancora un attimo da capire? Allora, il veterinario incaricato vuol dire che dal sistema Classifarm io posso gestire degli accessi agli operatori che hanno competenza sul mio allevamento. Cioè posso avere l'accesso io allevatore dove vado lì e controllo e guardo, ma ci possono essere anche utenti che io incarico che hanno competenza sul mio allevamento di mettere dentro date e informazioni per il mio allevamento, e quindi io incarico un veterinario abilitato di fare la certificazione, la compilazione della checklist per il mio allevamento, quindi lo sto incaricando questo. E questa cosa è formale, cioè c'è proprio... È tracciato. C'è l'idea di togliere l'incaricato, tenere l'aziendale, eccetera. No, allora questa cosa qui la vedo un po' dura perché comunque potrebbe essere la stessa persona, cioè se il veterinario aziendale ha fatto il corso Classifarm comunque risponde ai requisiti. Che non sia un veterinario non è possibile. Ok. Ecco, vabbè, qui vi ho fatto un esempio di tutta la checklist che non è tutta, ho riportato un estratto.
E basta. Questo è l'ecoschema 1, livello 1, e questo che abbiamo visto è l'ecoschema 1, livello 2. Domande? Altri dubbi? Ho un po' confuso le idee? Posso? Prego. Una domanda viene dalla chat. Sì. Allora, se richiedo il premio in domanda a valere sull'ecoschema 1 e poi non risulta pagabile per mancati requisiti, ad esempio a causa di un utilizzo di antibiotici troppo elevato che da sotto la media mi fa passare sopra, non vengo pagato per l'ecoschema o ho in più delle penalità anche sulla domanda unica? Allora, il meccanismo delle penalità ancora non è stato pubblicato. Quello che è stato reso noto durante un incontro con il Ministero è stato, diciamo che il Ministero ha detto per il momento è sperimentale questa cosa, non è pensabile che andiamo a fare le sanzioni sugli altri tipologie di pagamento, il che vuol dire che non mi pagano quello lì, quindi l'ecoschema 1, ma non che mi vadano a recuperare anche gli altri. Questo perlomeno il primo anno sarà così. Un'altra domanda dalla chat sul livello 2. In caso di adesione al livello 2, come viene effettuato il controllo sugli animali che vanno al pascolo se lo stesso è adiacente alla stalla e non c'è nessun documento che attesti l'uscita degli animali? Allora, il controllo sul pascolamento, c'è un organismo di certificazione, quindi io incarico un organismo di certificazione. Questo organismo di certificazione viene in stalla e fa di tutto per capire se l'animale è stato al pascolo oppure no. E può fare in diversi modi capire se l'animale è stato al pascolo. Se il pascolo è lontano va a vedere sulla BDN se c'è stata la movimentazione degli animali, perché devo tracciare quando li sposto. Se il pascolo è adiacente alla stalla va a vedere se ci sono i requisiti di accesso degli animali al pascolo. Quindi poi gli animali non ci sono andati mai, ma ci potevano andare, va bene, però deve essere verificabile che gli animali vadano al pascolo. Vado avanti. Allora, a questo punto, l'ecoschema 1 sarebbe finito. Poi la riunione, Valentina, possiamo anche terminare qua, però se volete, prego. Mi hanno chiesto il discorso del pascolo, se io posso fare parzialmente il pascolamento, una parte dei casi vanno al pascolo, una parte no, che prende sulla prima parte. No, c'è un punto sull'SQNBA, che forse non mi ricordo se ve l'ho fatto vedere, che dice, che ve l'ho messo qua, non è possibile aderire al sistema SQNBA con solo una parte degli animali presenti in allevamento se sono della stessa specie e dello stesso indirizzo produttivo. Quindi stessa specie, stesso indirizzo produttivo, o sono tutti SQNBA o non è nessuno. Ma se non aderisco al pascolo, la certificazione è un livello di livello del mio allevamento, non di più. Sì, se non fa pascolamento, lei la certificazione SQNBA la può fare uguale, ma qualifica la sua carne, non gli dà diritto a ricevere il pagamento. La sua carne o il suo latte. Sono anche due battute sull'ecoschema 4, visto che ha minato. Allora, l'ecoschema 4, io dunque avevo preparato. Allora, abbiamo detto, agricoltori che si impegnano di più possono entrare negli ecoschemi. Abbiamo visto un ecoschema per la zootecnia, poi c'è uno per le culture arboree e poi c'è un ecoschema che si chiama, che è dedicato all'avvicendamento. Questo non riguarda solo la zootecnia, riguarda tutte le superfici, in particolar modo va a premiare l'avvicendamento con culture leguminose foraggere da rinnovo. Che cosa vuol dire? Vuol dire che nella nuova PAC la condizionalità di base vieta il ristoppio. Cioè non è possibile fare ristoppio, non è possibile fare grano su grano, grano su grano, grano su grano. Ma devo fare una rotazione. E questa è la condizionalità di base. La condizionalità di base mi dice io devo ruotare, quindi non posso fare la stessa cultura che succede a se stessa, qualunque essa sia. Sopra il top 30 arrivo. No, è per appezzamento. Quindi io non posso fare il grano e il prossimo anno il grano. Devo fare un'altra cultura. Questo, però, che cosa succede? Che io potrei fare grano e orzo, che sono tutte e due culture depauperanti, sono tutte e due culture sfruttatrici del terreno. Questa norma qui, che è l'ecoschema 4, che cosa mi dice? Mi dice che se io introduco nell'avvicendamento culturale
una cultura miglioratrice del terreno, allora io posso portare a casa un pagamento aggiuntivo. E queste le culture miglioratrici quali sono? O leguminose foraggere o culture da rinnovo. Quindi io devo avvicendare, comunque devo avvicendare, ma potrei avvicendare tra culture depauperanti il terreno. Se invece di avvicendare tra culture depauperanti metto almeno una cultura miglioratrice in un avvicendamento biennale, allora posso beneficiare di questo pagamento, e questo per la zootecnia è importante perché di fatto l'elenco delle specie da rinnovo è questo: c'è il mais, la soia, il girasole, il pomodoro, vabbè, comunque mais e soia che voi avete in azienda, poi c'è anche il sorgo, quindi anche culture per l'interesse foraggero. Nonché poi abbiamo detto leguminose, dentro c'è l'erba medica, c'è tutte le foraggere, quindi è importante per la zootecnia. L'altro vincolo che mi dice questa norma qual è? È che se sulle culture leguminose e foraggere non si possono utilizzare prodotti fitosanitari. Quindi è un po' penalizzante per la medica, perché si potrebbe sporcare molto. Invece se io ruoto avvicendo con culture da rinnovo, le devo gestire con la tecnica della difesa integrata. Quindi abbiamo detto, mi premia questo ecoschema, mi premia perché io faccio avvicendamento, un avvicendamento che è almeno biennale, e in questo avvicendamento una cultura, o lo faccio con una cultura da rinnovo oppure con una leguminosa o una foraggera. Se è da rinnovo, difesa integrata; se è una foraggera o una leguminosa, non utilizzo di prodotti fitosanitari. Quanto vale? Vale sul PSP c'è scritto 110 euro a ettaro, nella pratica 60-70 euro a ettaro, tutti gli anni, anche l'anno in cui io incampo la cultura depauperante. Quindi, per l'azienda zootecnica... Mi pare tarato più su Inghilterra, Francia o cosa, meno per l'Italia. Non... Beh, questa l'abbiamo scritta noi italiani, eh? Abbiamo scritta noi italiani. Questa è tutta roba italiana. Come? Questa è una norma scritta dalla conferenza Stato-Regioni. Bruxelles non l'ha vista, ha detto vabbè, bravi, arrivederci. Quindi questa è una cosa che ci siamo inventati noi, complicata discretamente, però è così. Sì, magari non proprio calata sulla pianura padana. Beh, allora, perché voi avete il problema del mais su mais. Rompe questa rotazione mais su mais anche le culture di secondo raccolto o di primo raccolto. Quindi se io faccio l'oiette mais, l'oiette depauperante, il mais da rinnovo, riesco a soddisfare questa. Se uno non fa raccolto, uno può mettere un mais su una cultura, fa meno di raccoglierla. Una cover crop. Sì, esatto, una cover crop va bene, purché sia in campo almeno 90 giorni, dice la norma. Ma se dopo il mais sta in campo anche 6 mesi. Sì. Sono le cose. Se io metto sempre per interrompere. Se io metto? Sì, interrompe la monosuccessione. Anche. Quindi, allora, la cover crop inizialmente avevano detto che non si poteva, tant'è che nella norma c'è scritto no cover crop, a patto che non stiano in campo almeno 90 giorni. È stata aggiunta questa postilla. Da settembre la cover crop ci sta 90 giorni, perché è stato un modo per consentire anche alle cover di poter entrare. Quindi fare sempre mais e l'inverno fare la cover. Entro l'anno però, perché non lo fai l'anno. No, prendono 90 giorni. Il controllo è sul piano culturale, quindi sul quaderno, sul piano culturale grafico. E questa cultura deve stare in campo 90 giorni. Quindi la prima cultura o la seconda che sia, una delle due, almeno 90 giorni deve stare in campo per poter rompere la monosuccessione. Prego. Quindi basta solo la presenza di almeno 90 giorni, non serve che venga raccolta. No, non serve che venga raccolta. Questo è stato un escamotage che è stato trovato a livello ministeriale per far entrare le cover. L'altra volta che sono venuto vi ho detto che non andava bene la cover. Questo ricordavo. Me lo ricordo. Però questa è una novità che è venuta fuori 4 settimane fa, in cui il Ministero ha inserito questa postilla e è riuscita a vendere alla Commissione come per dire non la raccogli, ma chi te ne frega se non la raccolgo, l'importante è che stia in campo almeno 90 giorni. Quindi le cover, cioè la cultura è stare in campo 90 giorni, la raccogli o non la raccogli non è. Quegli anni che andiamo avanti non andiamo a seminare a settembre, ma andiamo a seminare in agosto, perché il mais lo tiri fuori. Lo tiri fuori presto. Presto perché
Siamo dagli acqua, hai capito? Perciò Vabbè, poi dopo la può seminare anche a settembre, comunque la covera a ottobre. Sì. Ok? Scusa, e per il discorso l'America nella normalità non sta in campo 2 anni, ma può stare 3 o anche 4. Allora, di fatto che cosa succede? Che in quel caso l'America ci avrà un avvicendamento quadriennale o quinquennale, perché sta in campo 4 anni. Se io guardo l'avvicendamento nei 5 anni, c'è 4 anni di medica e 1 anno di frumento, mettiamo. E questo è ancora meglio di quello che ho descritto, cioè io ho 4 anni di cultura migliorativa e 1 anno di cultura depoperante, quindi anche l'America rientra, solo che l'America è andata a finire nelle leguminose e quindi non la posso diserbare. Dice, non la diserbo, ma neanche a casa mia si diserba, però intanto agricoltore. No, sull'America nessun tipo di trattamento, solo sulle culture da rinnovo è consentita la difesa integrale. La soia invece non è stata classificata come cultura da leguminosa, ma da rinnovo. Ora dice la soia è una cultura da rinnovo da leguminosa, è più una leguminosa, però è stata classificata come da rinnovo. Altra domanda? Sì, c'è anche il dottor Curto. Come si abbina il livello 2 per i suini al pascolo con l'emergenza peste suina? Se vuole rispondere lei. Ho visto la fatica. Devo parlare lì. Sì, è una trappola che abbiamo. Sono arrivato tardi per evitare. Grazie. No, si concilia come si può conciliare, nel senso che per il livello 2 che incentiva il semibrado è incentivato con quelle che sono le regole della biosicurezza suina, con il decreto dell'estate scorsa, per cui recinzione, doppia recinzione, zone filtro, tutte le aree di biosicurezza dovute da quella che è la norma della biosicurezza che si rifà poi alla gestione del semibrado. Difficile perché questo schema è stato pensato qualche anno fa, quando l'emergenza peste suina non c'era, e poi abbiamo avuto altre esigenze nel frattempo, per cui diciamo così, si fa un po' fatica a incastrare, però se si vuole incastrare la gestione è questa, per cui seguire quelle che sono le condizioni della norma sulla biosicurezza suina nello semibrado, che riguarda principalmente la recinzione, la doppia recinzione, le zone filtro e quei dettami insomma, di biosicurezza. Ovvio che per la nostra territorialità, soprattutto la zona pedemontana, che è quella un po' più, diciamo così, a rischio per quanto riguarda la gestione appunto di contenimento rispetto al selvatico, diventa più difficile. Allora, da veterinario vi direi non fatela mai, però da agricoltore dall'altra parte, aver fatto rientrare i suini su questo ambito insomma, di gestione, saranno pochi, saranno tanti, ma sicuramente è una possibilità in più. Grazie. Sul classico potrei stare qua ore, però stare lei a parlare a questo video. C'è una domanda sempre da sì. Chi alleva capi per lo svezzamento con ingresso in stalla dei capi a 20 giorni di età e li rivende per l'ingrasso a 6-7 mesi, può rientrare nell'ecoschema 1? Sì, rientrerà nell'ecoschema 1, però con una detenzione dei capi che non è un anno intero, ma sarà 6 mesi, e quindi peserà 6 mesi quell'uva nel calcolo della consistenza media. Ma quindi un capo che nel corso della sua vita ha un passaggio in 2 stalle, potenzialmente può beneficiare del premio 2 volte? Beneficia del premio 2 volte, però se prende 60 euro uva all'anno, però da una parte ci sta 6 mesi, dall'altra parte ci sta 6 mesi, prende 30 euro da una parte e 30 euro dall'altra, è sempre la stessa cosa. Anche la nascita, anche la stalla di latte fa 0 a 20 giorni, da 0 a 40 giorni, 20 giorni. Sì, prende il premio, ma lo prende per carità, nessuno mi rapporta, però prende il premio 3 volte. Sì, prende il premio 3 volte, però non è che prende tutte le volte 60 euro, prende una quota parte. Sì, ma è giusto che sia così. A questo punto, diciamo, la zootecnia ha finito di prendere risorse, in realtà ci sono ancora i pagamenti accoppiati. Allora, c'è il giovane, se uno è giovane, e questo vabbè è indipendente dall'azienda zootecnica, c'è il ridistributivo che è il pagamento per le piccole aziende agricole fino a 14 ettari, ma questo può essere zootecnico oppure no, però in realtà nell'ambito dei pagamenti dedicati al settore zootecnico
C'è il premio per quelle produzioni ritenute strategiche, c'era prima, c'è anche adesso, cambia poco niente rispetto a prima, quindi mi dà il sistema PAC, mi riconosce un premio per le vacche da latte, appartenenti ad allevamenti di qualità in montagna, per le bufale da latte e quindi per tutto, diciamo, il settore lattiero-caseario. Qui ci sono particolari adempimenti da fare? Di fatto no, l'unica cosa che se voglio prendere il premio per le vacche da latte devo comunque avere questo famoso accesso in Classi Farm, comunque devo avere l'accesso, ma non è che devo fare niente di particolare. In più devo rispettare parametri qualitativi sul latte, cioè standard in termini di cellule somatiche, tutte le solite cose, ma quelli a cui siamo già abituati, quindi qui mi premiano la produzione. Per il bovino da carne funziona allo stesso modo di come funzionava prima, cioè c'è un premio per le vacche nutrici e per le vacche a duplice attitudine iscritte ai libri genealogici, c'è un premio per le vacche nutrici non iscritte ai libri genealogici ed appartenenti ad allevamenti non iscritti alla BDN come allevamenti da latte, che ovviamente è più basso, per i capi bovini macellati tra 12 e 24 mesi allevati per almeno 6 mesi e per i capi bovini allevati tra 12 e 24 mesi allevati per almeno 6 mesi aderenti a regimi di qualità, più tipo IGP. Quindi lo stesso capo potenzialmente prende il premio 2 volte, uno perché prende il premio per l'ecoschema 1, perché rispetta, riduce farmaci antimicrobici, oro scientifico SQNVA, e poi di qua lo prende perché in quanto produzione accoppiata, quindi lo prende 2 volte. Vabbè. Tutto aiuta, anche perché, ripeto, il settore della zootecnia da carne è uno di quelli in termini di perdita del valore dei titoli più penalizzati. Qui vedete, vi ho riportato una simulazione, facciamo una dettaro di un agricoltore che nel 2022 aveva un titolo di 500 euro, questo è un esempio, un agricoltore che ha un titolo nel 2022 di 500 euro. Più greening prendeva circa 7,50 con il greening. C'era ancora l'aiuto accoppiato, perché l'aiuto accoppiato sulla zootecnia c'è sempre stato e continua ad esserci. E quindi vedete base greening accoppiato, con il ricalcolo dei titoli si abbassa il valore del titolo, perché vedete si fa questo periodo, si avvia questo processo di convergenza, arriva l'ecoschema 1, e questo è l'ecoschema 1. Potrebbe prendere anche l'ecoschema 4, però qui diciamo, arrivano gli ecoschemi, ma vedete che non si riesce a recuperare la perdita di valore. Perché? Perché questo meccanismo di ricalcolo e questo processo di convergenza per le aziende che hanno titoli alti con gli ecoschemi non si riesce a recuperare. Certo, se qui fosse un ecoschema 1 livello 2 probabilmente ci arriverebbe, perché è 4 volte tanto, 5 volte tanto. Però, ripeto, non è per tutte le aziende. E quindi questa è una simulazione per farvi capire che c'è un ridisegno del sostegno anche per l'azienda zootecnica. Ovviamente qui abbiamo preso titoli alti, 500 euro è un titolo molto alto. Chi ha titoli sulla media sta già nella media. Io penso di aver finito. Siamo andati in un'oretta, un po' lunghi forse. Va bene? Domande? Ultima domanda. Prego. Sul giovane, parlando sul giovane, prima del discorso era il 50% del giovane. Adesso cambia o resta il 50%? Qualcuno ha una Jeep bianca GF appoggiata dietro la mia. Jeep bianca GF. Jeep bianca GF No, allora, dunque sì, il pagamento per il giovane ci sono andato un po' veloce, ma ritorniamo su, è 83,50 € per i primi 90 ettari. Non è il 50% del base come prima, ma è 83,50 €, che è di fatto il 50% del base medio nazionale. appena insediato? Dunque, questo qui va in continuità con la precedente programmazione. Quindi se io mi sono insediato 2 anni fa, prendo il premio per i prossimi 3 anni, se io mi sono insediato 4 anni fa, prendo il premio per il prossimo anno, per un anno solo, perché sono 5 anni, tenendo conto della precedente programmazione. Quindi se io mi insedio ora, prendo il premio per i prossimi 5 anni, se mi insedio il prossimo anno, per i prossimi 5 anni. Quindi 5 anni di premio. Anche se si insede l'anno prossimo. Se si insedia l'anno prossimo, 5 anni di premio. Sì. Ho annoiato abbastanza? Direi di sì. Se avete domande chiedete pure, io ripeto le slide
No, non lo ripeto perché non l'ho detto. Le slide ve le lascio ovviamente, poi fateci tutto quello che credete. Vabbè, abbiamo visto tutto. Grazie. Dottore, la ringraziamo. La sua relazione è stata molto precisa e molto esauriente, molto triste purtroppo. È la cosa. La premessa era che non l'avevo scritta io. No, ce l'ha detto infatti, se no rischiava. Già. Esatto, sei già tirato un po' fuori. Perché le ultime volte non è andato. Volevo ricordarvi un altro convegno che facciamo il 21, che è un martedì 21 alle ore 10:30, di cui ci sarà Fabio Curto e poi c'è un agronomo, Michele Campiotti, che parlerà della gestione finanziaria delle aziende lattiero-casearie, per cui un tema piuttosto importante. Bene, allora ringraziamo ancora il dottore e grazie a voi di aver partecipato. Grazie e buona serata.